Valeria Faccini di Montebello Vicentino ha conquistato nella splendida cornice degli impianti natatori del Columbus Thermal Pool di Abano Terme la corona e la fascia di Miss Miluna Veneto, che le permetterà di accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia. La giovane vicentina ha sfilato assieme ad altre 22 pretendenti in passerella, che rappresentavano le 7 province venete. Ecco le parole della emozionatissima Valeria, appena indossata la fascia e la corona di Miss. Allora Valeria, contenta di avere questa corona in testa? Felicissima, felicissima. A chi dedichi questa vittoria? Beh, alla mia famiglia perché comunque mi ha sempre seguito durante i concorsi, a mia nonna che questa sera è là in cima e ha fatto tanta strada e sono contenta. Le tue prime sensazioni, insomma, da essere Miss Veneto? Beh, non ci credevo, non ci credevo perché c'erano tante belle ragazze, anche più di me, e sono felice, oddio. Sei emozionata? Sì, esatto, tantissimo. Senti, cosa fai nella vita? Mi sono appena diplomata come tecnico dei servizi sociosanitari. Attualmente sto lavorando in un asilo in famiglia e adesso vedrò come andare avanti comunque. Cosa ti piacerebbe fare all'università? Lavorare sempre in un asilo oppure continuare all'università come scienze della formazione. Scienze della formazione. Allora, complimenti. Hai voglia di fare un urlo di gioia? Ce la fai? No, non ce la faccio. Bene. Canzone preferita e soprattutto sei fidanzata per la gente che ti guarda a casa? Sì, sono fidanzata. Allora ti rimarranno tutti male? Sì. A selezionare le 23 pretendenti Miss una qualificata giuria composta da 15 autorevoli personaggi in rappresentanza del mondo dello sport e del giornalismo, capitanata dal presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle e responsabile degli impianti del Columbus Guido Tagli. Gianfranco Bardelle, dal mondo dello sport al mondo delle Miss, com'è stata questa esperienza questa sera? È importante far conoscere anche le bellezze che abbiamo sia di queste ragazze che hanno sfilato, ma anche dei posti sportivi che abbiamo la possibilità di offrire al turismo. Questo è molto importante, per cui io sono stato molto contento di dare la possibilità di vedere che si può fare una serata anche diversa. Gente che nuotava in acqua, le nostre ragazze meravigliose del sincro e contemporaneamente vedere queste 23 ragazze sfilare, far vedere le bellezze e anche il sorriso che avevano, perché poi una ha vinto, ma per me è stato bello vedere che tutte e 23 sfilavano col sorriso, ecco, questo è importante. Siamo onorati e contentissimi di ospitare questa manifestazione. Quando me l'hanno chiesto 2 mesi fa ero un po' scettico di abbinare l'acqua, le terme alla bellezza, ma poi ci ho pensato e assolutamente era la cosa più giusta da fare. E allora stasera come si svolgerà? Ci sono 15 giurati e poi più di 20 miss, insomma, che sfilano. Sono 23 miss che sfilano, che vanno direttamente alla semifinale di Jesolo, quindi un appuntamento importantissimo, vengono da altre 3 selezioni. E i giurati saranno 15 e sono stati scelti tra grandi campioni dello sport, specialmente dell'acqua, visto l'abbinamento con il nostro impianto, e giornalisti, gente di spicco della città. Tra i 15 giurati, oltre ai numerosi nomi del nuoto padovano, tra i quali Alice Carpanese, Matteo Furlan, Alessandro Fabian, anche Rossano Galtarossa, il pluriolimpionico di canottaggio, seduto a fianco del simbolo del giornalismo sportivo della RAI, Giampiero Galeazzi, presente tra i giurati. Sempre di acqua parliamo perché siamo qui in acqua, però una veste diversa, quindi sport, Miss. Cosa ti è sembrata questa serata e com'è stato valutare queste ragazze? È un'occasione particolare quella di far parte di una giuria che doveva esprimere un voto, un giudizio su ben 23 ragazze che hanno sfilato. Sicuramente piacevole, è gratificante ovviamente essere considerato una persona degna di far parte appunto di una giuria. Devo dire non facilissimo in 2 semplici passaggi cercare di cogliere quali potevano essere le differenze e comunque i punti di forza di queste ragazze. Tutte piuttosto spigliate, ovviamente si traspariva una buona determinazione, magari qualcuna un pochino più emozionata, però si capisce che non era la loro prima passerella. Serata molto piacevole, quindi una bella occasione per essere qui a bordo piscina per divertirsi e divertire. Serata condotta con grande maestria da Michele Cupitò e coordinata dall'agenzia Moda Show di Paola Rizzotti, che gestisce in esclusiva in Veneto gli eventi legati al prestigioso concorso di bellezza nazionale, giunto alla 76esima edizione, la cui finale è programmata a Jesolo il 20 settembre e che sarà condotta da Simona Ventura con la diretta sulla 7.
Con la Miss vincitrice della serata Valeria Faccin, al secondo posto si è piazzata Angela Robusti di Padova, Miss Rocchetta Bellezza. Terza è arrivata Cristal Bersam di Bovolone Verona, ovvero Miss Miluna. Al quarto posto si è piazzata Giulia Pivato di Altivole Vicenza, diventata Miss Compagnia della Bellezza. Al quinto posto Miss Interflora Sofia Campagnolo di Rosà Vicenza. Un piacevole intermezzo della serata prima della proclamazione delle Miss è stato lo spettacolo fornito dalle atlete di nuoto sincronizzato della squadra di Padova Nuoto, che si è esibita in attesa del verdetto finale della applauditissima serata.